Buonasera a tutti, siamo molto felici di darvi il benvenuto a questa nuova serata di Prazzas. Prazzas che cos'è? Prazzas è una rassegna organizzata dal Coordinamento delle Arti Tradizionali Campos e da Amici della Musica, grazie a un bando del Comune di Cagliari. È una rassegna che porta la musica tradizionale nelle vie, nelle piazze della città, che riporta la musica di tradizione orale nel tessuto urbano di Cagliari, della nostra città. Una rassegna molto importante che in ognuna delle sue serate cerca di avvicinare il pubblico di appassionati o anche di curiosi o anche di inesperti di tutto ciò che è musica di tradizione orale, cerca di avvicinare questo pubblico alle diverse arti tradizionali della Sardegna. Come lo fa? Proponendo delle serate tematiche. Oggi è il percorso, è la serata tematica dedicata al canto a più voci di tradizione orale, che è uno dei generi più importanti di musica tradizionale in Sardegna, soprattutto relativamente ai numeri delle persone che lo praticano, ma di questo vi parlerò dopo. Ogni serata di Prazzas alterna le esibizioni, le performance sul palco a momenti di ballo comunitario, a momenti in cui appunto il ballo riprende possesso delle piazze della città. Oggi quindi io non mi dilungo, perché poi lo farò un po' per introdurvi al canto a più voci, non mi dilungo troppo e vi presento subito i suonatori che accompagnano il primo ballo di oggi, che sono all'organetto Lamberto Lai e all'Auneddas Roberto Corona. Fategli un applauso. Oggi qui ci sono i suonatori, come ho detto, ci sono loro e ci sono i cantori che sentirete dopo, ma ci sono anche i ballerini. Ci sono due differenti gruppi di ballo, il gruppo Suidano di Quarto Sant'Elena e il gruppo degli appassionati di ballo guidati da Antonio Spiga e Cristiano Cani. A voi questo inizio di questa serata con un ballo capitanese. Grazie.
Entriamo all'interno del percorso di questa sera, appunto, che è il percorso che ci porta alla scoperta del canto a più voci di tradizione orale della Sardegna. Come vi ho detto prima, stiamo parlando del genere di musica tradizionale in Sardegna, forse più praticato. Si contano, diversi studiosi hanno realizzato un censimento sul canto a più voci negli scorsi mesi e hanno riscontrato che, immaginate, oltre più di 150 gruppi stabili cantano in Sardegna, ma oltre 100 paesi hanno la propria tradizione di canto a più voci e in questo censimento è venuto fuori che soprattutto nell'area del centro e nord dell'isola, dove diciamo è l'area di diffusione di questa pratica, più di 3.500 persone cantano. Il canto è una pratica intergenerazionale, si canta i cantori più grandi con cantori più giovani, diverse classi sociali, diverse professioni, il tutto è intergenerazionale e il nome della pratica cambia da paese in paese. I nomi più usati sono quelli di tenore e concordo, e proprio oggi abbiamo un concordo e un tenore. Ma c'è altri nomi a seconda delle parlate locali come Cussertu, Contrattu, Cunsonu. A seconda della parlata locale cambia il nome del quartetto e del modo di riferirsi appunto al canto. Questo canto è un canto a 4 parti, denominata dalla più alta per nota, dall'altezza più bassa a quella più alta, denominata bassu, contra, oghe e mesuoghe. A livello sonoro, quello che sicuramente vi colpirà di più e che colpisce di più gli ascoltatori di questa pratica è la presenza nelle voci del basso e della contra, delle voci più basse del quartetto, di una forte gutturalizzazione della voce che dà questo suono indistinto, il marchio appunto di fabbrica di questa tradizione. La performance di canto a più voci la possiamo descrivere come un canto solista, che è il canto d'esaoghe, che viene poi accompagnato dalle altre 3 voci con delle successioni di sillabe no sense che agiscono da percussione sonora al canto. Questo non è sempre vero, a volte anche tutte le altre voci cantano il testo verbale, ma la maggior parte dei casi si ha questo accompagnamento con delle sillabe no sense che appunto danno ritmo al canto. Saoghe sceglie il testo poetico da cantare. Una buona oghe
ha una incredibile libreria di testi poetici, è un grande conoscitore non solo del canto ma anche della poesia. E sceglie poesie tramandate oralmente, magari a livello locale, oppure sceglie dal grande repertorio della poesia scritta sarda e appunto a seconda della poesia che sceglie può cantare in maniera diversa e quindi può cantare a Boghenotte, a Trazzu, a Sasseria, a Salestra, a Bogheballo, Danza, a Muttos, anche nella forma dei Muttos. I contesti performativi di questa pratica sono legati alla vita sociale del paese e quindi alle feste comunitarie e quindi alle feste private, ai matrimoni, alle celebrazioni in onore dei santi, spesso anche alla settimana santa in alcuni casi. E si canta l'amore, si canta la bellezza, si canta accompagnando la poesia dei poeti estemporanei e una cosa molto importante, si accompagna la danza. L'accompagnamento della danza tradizionale è molto importante per questo tipo di formazioni. All'interno di ogni paese i cantori hanno un rapporto diretto proprio con i danzatori e con il passo dei danzatori all'interno appunto della performance musicale. Queste sono attività legate a tanti paesi della Sardegna, ma molte di queste formazioni stabili, come quelle che sentiremo stasera, hanno anche ormai un'attività semiprofessionale che le porta nei palchi fuori dal proprio paese, ma fuori dall'isola e in giro per il mondo in generale. È importante però sottolineare una cosa: ogni tradizione è legata a un preciso stile esecutivo, un preciso repertorio. Un cantore, in ogni paese, un cantore è considerato un bravo cantore se riesce ad aderire allo stile esecutivo del paese, alla moda del paese. Moda, il termine sardo moda, designa appunto quell'idea legata ai repertori, agli stili esecutivi che sono propri di un paese, di una certa area geografica e che quindi definiscono il canto stesso. Oggi abbiamo due esempi che ci aiuteranno molto a comprendere le differenze tra le diverse mode dei paesi. La prima moda che incontriamo oggi è quella di Scano di Montiferro, un paese situato nella parte settentrionale della regione del Montiferru, in provincia di Oristano. Oggi è con noi Zugun Kurdus Albato Colonnas, è una formazione attiva dal 2002. Dovete sapere che io collaboro con questi ragazzi da veramente tanto tempo e per me sono una giovane formazione. Proprio oggi, parlando di quando si sono fermati, abbiamo visto che in realtà cantano da 20 anni, però siamo ancora tutti giovani. Detto questo, a Scano di Montiferro il canto accompagna le occasioni conviviali, accompagna la danza, accompagna i ritrovi tra amici in Comasinu, accompagna anche, questo è molto importante, non sentiremo stasera, ma è una cosa molto importante che sappiate, accompagna anche la settimana santa, soprattutto il rituale del venerdì santo, che è forse l'occasione principe per cantare a Concordo a Scano di Montiferro. L'attività di Zugun Kurdus Albato Colonnas, che comincio a chiamare sul palco, non si ferma solamente ai contesti relativi appunto a Scano di Montiferro, ma questo coro ha una molto proficua attività concertistica fuori dal paese che li ha portati in giro per il mondo, li ha fatti registrare e distribuire un disco molto bello che si chiama Antico Strazos e tuttora li vede impegnati in diversi progetti e attività legati al cantare in quattro. Loro sono Antioco Milia, bassu, Stefano De Sogos, contra, Francesco Fodde, oghe e Antonio Carboni, mesuoghe. Buon ascolto, Concordo Albato Colonnas. Si fu da modo di indefurare come in te pari sa hermosa Elena e se
fu da modo Corsaro di andare in terranzena, pro una bella mi fa che ladrone, e corsaro di andare. Tandomi di andare con reglione, de nero una lena in mano mia, e tandomi di andare. Si fu da modo de furare, si fu da modo de furare, come te bella, come te bella, di andare bella, bruna bella, ma che la domba, una bella, bruna bella, bruna bella, ma che la donna, tandomi di andare con io e de nero, de nero, se você come te pare, come te pare, come te ma ponne che la musura, ponne che la in questo peccato, in questo peccato, in questo spunta sopra pro de nero la semine figura, pro de nero la semine recibo d'amore, recibo d'amore, come te pare, nena, come te pare,
Bruna bella mia che la donna bruna bella bruna bella mia che la donna tanto mi di andare con gaglione tanto mi di de dennere de dennere mia bella broda bella broda sempre in compagnia Monte Serrano bella mare si fu Grazie insomma per essere qua e per ascoltarci, anche perché insomma non è dovuto, non è una cosa che capita spesso nelle manifestazioni pubbliche. Anche perché ci vuole intanto la voglia di ascoltare e la voglia di andare a farsi un giro la sera e sentire magari qualcosa di diverso. Quindi grazie per essere qui ed ascoltare. Grazie. Giusto una cosa veloce, quello che avete sentito era un Udrazu col Padu, avete sentito il coro che canta insieme al solista, il coro che ripete le sillabe nonsense delle quali parlava Diego e poi il coro che segue un ritmo e fa un ballo che si chiama Suballu Cantico, che è sul tempo del Subasso Dorrao per intenderci. Ora vi invito, siccome siete degli abili ballerini, a seguire i prossimi 2 brani con insomma la vostra danza. Faremo ora un ballo dundu e a seguire una danza. Su ballo dundu molto probabilmente potrete ballarlo. Vi chiedo se avete il piacere di provare a seguire un po' il ritmo e cercare di ballarlo. Buon ascolto e buona danza magari. Tundu su ballo veldeo stondo vaghi dell'andare sasco sittal de gomare sasco sittal de gomare so denne memma denne memma denne memma cantenne l'amore cantenne l'amore denne memma al Paggiallemma dal Paggiallemma balla la sacchettadora balla la sacchettadora compare con senienta compare con senienta compare con senienta cos'era che mora da esa ostra calura sì che presa metta compare cos'ienta canto mella cadada sado mella putata so nella linna dengue saviola sapore la coca sola cadotte compagnia bene la domo mia bene la domo mia cadena una belloso in mezzo, belloso in mezzo, vedannamado, assoso le massimizzo, alzolo il zolorado, e resta rosa
mia, dolorosa rosa mia, non bada per la bellura, non bada per la bellura, Goddagen är stora, Goddagen är stora, vår stomar in alegria, vår stomar in alegria, du älskar rosa mia. Casol nosotros cantando nosotros vamos a ballare noi, vamos a ballare noi, vamos a ballare noi, allegros cantades, sardos allegros cantades, con poesia, con poesia, Bosapa che ballare, sardos allegros cantades, sardos allegros cantades. Grazie. Ebbi 2000 suo padre ballente, su di e notte de garra segare, sabbedo a bolo faghi ad andare, questo goldone in mano gli anni grande, ma questo goldone in mano gli anni grande. Al baciamo de modolo a del vedo, andando all'innasaro caniedda, dai gattun rotto una pisedda, anche se in alte cuccuru ficchidu, ma mamma me la gorriola, cantu boldeghe dentro cosa randa, sa die chi bosatto passa sola, Sago Maria bonimosa banda, ma Sago Maria bonimosa banda. Ieri fanfarrone, chi che recurre proga a rasegare, sono il cogaddo che la da adattare, mirazza e su gaddo e so scalzone il ma, mirazza e su gaddo e so scalzone il ancora non può spara su che il beddo, a forza giochittare, i teschi combinate suoi comare, chi settate su un attero puppetto, ma chi settate su un attero puppetto, mamma mia sumore in copertura, mamma mia sumore in su pendente, a bisumeu che benito zente, a sicchiare esatte raccafura, ma mamma mia sumore in copertura, in carrella de buttu faghen ballos, in ghiriande salburessa figu, in ghiriande pro in ghiriare, ma in ghiriande pro in Grazie. Grazie. Insomma, nel ringraziare chi ha permesso che noi fossimo qua stasera, grazie, perché è sempre un piacere avere la possibilità di far sentire la propria moda, come ha detto Diego, così per noi come sarà probabilmente per gli amici di Siniscola. Vi salutiamo con una bagia de muttos. Buonasera e buon ascolto ancora. In carrella e fontana baddu un riflettore schilughen che gli stella.
In carrera e fontana s'ha posto sos colores, pro comparre più bella in vita una in su presa battata bappido un pastore se tandes aurora. In su presa battata a porre mes amore si podes ad ognora con salmano de uno dell'alzo a tessere m'ha dato una signora solito il uno dell'alzo a tessere non bio mai isora de mi unire a ti e naragando de m'ha dato una signora naragando potete essere de mi unire a ti e non bio mai solito il son tenie naragando potete essere non bio mai isora e de mi unire a ti Grazie. Grazie a tutti. Abbiamo visto una performance di 4 differenti persone che dialogano all'interno della musica, proprio relativamente anche al ballo, no? Tutte parti di uno stesso processo, di uno stesso momento che è il momento musicale. Ora ne sentiamo e vediamo un'altra performance, altri 2 strumenti della tradizione sarda, cioè l'organetto di Lamberto Lai e le launeddas di Roberto Corona, per un altro ballo. Quindi vi invito ancora a prendere possesso della piazza de Sabrazza e a ballare con loro. A dopo.
Abbiamo parlato di come il canto a più voci sia localizzato, come sia importante la moda di ogni paese. Beh, nel tempo il canto tenore, il canto a concurdo, il canto a più voci della Sardegna è comunque uscito dai confini prima dei paesi e poi dall'isola e ha attratto un grande interesse a livello nazionale e a livello internazionale. Ed è stato anche al centro di una forte patrimonializzazione. Nel 2005 è stato inserito dall'UNESCO come tra i capolavori del patrimonio orale immateriale dell'umanità. Qualche anno dopo, nel 2008, è stato iscritto nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale UNESCO, un riconoscimento importantissimo che non tante musiche hanno al mondo e che dimostra il grande interesse internazionale relativo a questa pratica, che è diciamo, un patrimonio di tutti. Ma torniamo a parlare di moda locale, perché adesso sentiremo una moda molto, ma molto differente da quello che abbiamo sentito, che si discosta tantissimo dalle altre modas di canto a tenore della Sardegna. È considerata dai cantori, in primis di praticamente tutta l'isola, come uno stile incredibilmente personale, che subito fa andare con la mente al paese di Siniscola. I cantori che ci accompagnano oggi alla scoperta della moda siniscolese sono il tenore Luisio Zanu, che è un tenore ancor più particolare, un tenore che ha fatto della sua attività in questi anni quasi un unicum. Il suo stile è uno stile unico, relativamente soprattutto alla moda del paese, ma anche ai testi che canta. Abbiamo detto prima che Saoga, che accompagna il tenore, sceglie i testi da cantare. In questo caso i testi scelti dal tenore Luisio Zanu, fin dall'inizio della loro attività del 1996, sono testi con un grande contenuto politico. Testi che raccontano della vita dell'operaio, del pastore, testi che affrontano i temi anche più scottanti dell'isola, i temi anche dell'indipendentismo e che spesso si sono avvicinati alla canzone di protesta e all'ambiente delle proteste, soprattutto antimilitarista. Questo impegno, che è un impegno molto forte, che appunto è unico nel panorama del canto a tenore, li accompagna dall'inizio della loro carriera ed è stato proprio il centro anche di alcune collaborazioni di questo tenore con altri musicisti, per esempio, prima tra tutti quello più famoso, il gruppo Combat Rock dei Kenzeneke, che magari molti di voi conosceranno, o il gruppo World Music del Nord Sardegna, dei Cordasecannas. Loro sono il tenore Luisio Zanu, arrivano appunto da Siniscola, nell'Alta Baronia, in provincia di Nuoro. Io li chiamo sul palco e sono Stefano Spanu, basso, Domenico Carta, contra, Alessandro Marras, ocche e Giovanni Mele, mesuocche. Vi lascio al tenore Luisio Zanu, buon ascolto. Es che suore affanno che Sardegna su pastore, ma n'ha trattato sempre che ne inganno pro colpa del suo mere usurpatore. Pastore valente, movito a sta guerra su Caino, esclamando che sa occhi ardente, volando sul latte a su terreno. Che povero panno, privo de dignitate e de onore,
Contra custodiles industriales han fatto guerra, ma non so, o e minores. E como es quítate, pastore sardo, esta hora que te pongas en camino, que potes cambiare o destino, que a casa vortis este troppo tardo. E lì tendeste esa vita, o custa vita, ue Mas esa vita este de istentoso, o che te o disuguales, o sales del Rosungherà una causa, protendere onuine, provviso nostro lottamos pro un Vamos árbore que crezca río, arte derecho, arte derecho, arte derecho. Nos vamos arte que ya solo nos
Intanto queríamos ringraziare chi nos ha zugliato in ocche. Noi siamo su tenore Lucio Zano, come ha detto il compagno nostro Diego Pani. E siamo ventos per fare ascoltare su che cantammo in bidda in scuola. La prima canzone che abbiamo fatto l'abbiamo scritta quando è stata la guerra dei Sulate per i pastores. Gli ha scritta sto canto su 2019. Abbiamo tutto pare se si sprazza, se si strada, che rende per un pregialate, che non avete permesso di poter vivere con la famiglia nostra. Come si chiamano e per farci ascoltare? Su ballito. Una rosa io la dono, che a sor malos e a sor bonos, che le stringano il suo punzo, che le intendano su profumo. Una rosa io la dono, che a sor malos a sor bonos. Mamma e pe mamma, 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 mamma e pe mamma. Mamma de mamma, 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 mamma de mamma. Questa canzone l'ha scritta Enzo Saporito, cantante di canzonette, che va data da questa gente che si fruttate sul mondo, e le da schierare a tutti quelli che sono sfruttando una bella punta di rosa, noi li namos, ma forse bisogna che scarchiate la cosa. Come abbiamo banderas, che non è che parte del suo repertorio di scuola, ma è una canzone che hanno scritto cordas e cannas de Olbia, che abbiamo travallato Paris per un paio di anni. E io l'hanno fatta come musica etnica, noi abbiamo cercato di laccare a corfosa tenore, e speriamo che vi spiegate.
Este de moros custa bandera que ora su coro. Ellos que prodonos gloria e decoro in totus ardomo. Bandera in aera, bola pomposa in donze manera. Este de moros custa bandera que ora su coro. Ellos que prodonos gloria e decoro in totus ardomo. Este de moros custa bandera que ora su coro. Ellos que prodonos gloria e decoro in totus ardomo. Bandera en aera, piazza bandera, gloriosa e mille coste. Alla bandera, e non si manera, este de ellos que prodono in totus ardomo. Bandera in aera, piazza bandera, alla bandera, e non si manera, este de ellos que prodono in totus ardomo. Non t'accas toccare la mano Nuisco sillä descrive un peso questa canzone vai date dessa bandera sarda se robattor moroso. Esperemos que te ventuliare e su monte plus artes a sardina e sardomos plus artes de totura sardina. E se robattor moron nostros. Come aquimos pa cormutoso e dopo aquimoso una serie che vai data nara me la sa dei te vai da che non me lamento. Si commenta che siamo questo viaggio non è stordito da Ida a Enoche. Fai data e meta. Fai data commenta che siamo cantando donza canzone nostra sempre pochi soffritti e pochi morendo in povertà. A sucrare esa luna, non si detto a noi, esa notte galana. A sucrare esa luna, kirkana in atterue, canto che no che lana, rosardo sa e non si detto una nube, canto che no che lana, rosardo sa fortuna, kirkana in taulara, el garriga de bomba se desentendina. Ese sola taulara, cusos americanos que pican esas sardinas y no olvidamos cara. Esa pata se entendina
no olvidamos cara cusos americanos que pican sa sardina. S'Italia è navigante in un mare molto che bastimento malandato. Oh, s'Italia è navigante perché ora è tutto su pacco che hanno lasciato se sono che bastimento malandato se sono irgannante perché ora è tutto su pacco che hanno lasciato. Non si poteva rumbare, non si poteva gettare, abbaitante su finale de questo var su Claro, este es ideales, de no olvides todo iguales, y esperarle que su mundo seamos como y su Non olvides sanos a cantando. Un applauso al coordinamento Campos che ha organizzato questa bella rassegna, all'Associazione Amici della Musica e poi a chi ha lavorato alla logistica, Musiche, Produzione Sardegna, EIA TV RTS. Finiamo come abbiamo cominciato, con un ballo per i ballerini di Quarto, per i ballerini di Cagliari, per tutti voi che avete partecipato a questa serata così attivamente, che siete stati l'anima di questa serata. Io vi lascio con Lamberto Lai e Roberto Corona. Fate un applauso anche a loro due. E grazie a tutti.
Grazie a voi per la pazienza.